Ecco, intanto ci siamo fatti lasciare, speriamo che ci lasci insomma il numero di telefono del nostro telespettatore, così lo facciamo richiamare da esperti proprio dell'argomento specifico. Qui stiamo parlando con i segretari, però di questioni un po' di carattere generale, però giustamente la questione è bene che ogni persona che ha dei dubbi se la faccia controllare e verificare. E a questo proposito ci sono ancora sempre aperti gli sportelli dello SPCGIL per verificare la vostra situazione pensionistica, fondamentale, perché sono emersi moltissimi casi di errori e quindi di recupero dei soldi, insomma i soldi contano, sono importanti e soprattutto come? Quanto? Cioè noi abbiamo il 30%, delle persone che abbiamo controllato fino a 750 euro di pensione hanno dei diritti che noi diciamo inespressi, che si devono far valere a domanda, e ormai si sta stabilizzando. Circa il 30% ha diritto ad avere un'integrazione che va da pochi euro a svariate decine di migliaia. Non stiamo parlando di cose di poco conto. Quindi va verificato. Farsi controllare la pensione, soprattutto se si hanno pensioni basse, è sempre bene, perché ci possono aver maturato nel corso del tempo dei diritti che non si avevano al momento di andare in pensione e che sono maturati perché si è avanzata con l'età. O non si sono fatte le richieste che era lecito fare. E che nel frattempo si sono maturati il diritto di avere delle integrazioni. Diciamo che quella più importante è quella degli assegni familiari, no? Che teoricamente bisogna fare domanda, perché molti pensionati non sanno che se vivono da soli, stanno entro un certo limite di reddito, possono richiedere l'assegno familiare anche per se stessi. Ecco anche la 14ª per esempio dovrebbe essere automatica, riconosciuta automaticamente dall'INPS, invece noi scopriamo che per tanti motivi, perché magari l'INPS non ha la banca dati aggiornata, eccetera, non viene riconosciuta. Noi anche recentemente abbiamo scoperto un caso che ha prodotto circa 30.000 euro di arretrati. 30.000 euro, mamma mia. Comunque assurdo che il nostro Parlamento, tra i più costosi al mondo, con stipendi e benefit da favola, e pensare di risolvere il problema dei costi abolendo il Senato da miseri. Ecco, qua ci ricollega di nuovo al discorso della Costituzione. No, adesso il tema, guardate, non vorremmo nemmeno dare l'idea che noi siamo per la conservazione, diciamo, di vecchi privilegi, di situazioni di privilegio, non è questo il punto. Il punto, lo ricordava bene anche Renato prima, il punto è le modifiche della Carta Costituzionale si devono fare con un'ampia discussione, con un'ampia partecipazione. Si devono fare con un'ampia partecipazione delle forze che abbiamo eletto o con la partecipazione, perché la sconfitta più grande sarebbe quella di fare una consultazione che non veda la partecipazione dei cittadini. Bisogna che i cittadini partecipino a questo punto, perché la legge è stata approvata, e poi se vincerà il sì affronteremo, diciamo, le situazioni, perché uno dei temi che vengono, una delle, diciamo, delle bandiere di chi sostiene la tesi per il sì, per esempio, è quella che bisogna cambiare. L'Italia ha bisogno di cambiamenti. E in effetti anche noi diciamo che bisogna innovare, ecco, non vorremmo passare per dei conservatori, atteso che il nostro ruolo è... Però noi siamo preoccupati perché se il cambiamento è per esempio l'eliminazione di un'idea di partecipazione dei soggetti intermedi alla vita del Paese, che è quello che ha teorizzato una parte dei governi, degli ultimi governi, hanno teorizzato il fatto che non si discute più con i corpi sociali intermedi, che sono le organizzazioni di rappresentanza dei cittadini o dei lavoratori nel caso del sindacato, perché chi ha la maggioranza parlamentare ha diritto di fare i cambiamenti. Certo, ha diritto, poi se la maggioranza è stata realizzata con una legge che consente con il 30% dei voti di prendere la maggioranza assoluta dei parlamentari, è chiaro che poi la cosa si complica ulteriormente.
Solo recentemente si è aperto un tavolo di discussione con il sindacato, perché molte volte molte persone pensano che ci sia ancora, diciamo, una discussione. In realtà molte di queste leggi, delle ultime leggi, sono state fatte senza un confronto e secondo noi sono state fatte male, proprio perché è mancato il confronto, non perché sono innovative e noi siamo per la conservazione. Si può innovare pensando alla partecipazione. Questo riguarda non solo il sindacato dei lavoratori, ma anche il sindacato delle imprese, le associazioni di rappresentanza dei commercianti e degli artigiani. Infatti. Chi dice che la nostra sia la Costituzione più bella al mondo si vede che non ha mai viaggiato. Gli italiani sono bravissimi nel trovare sempre una scappatoia tra i meandri della Costituzione per giustificare i propri interessi e malefatte. Ecco, noi siamo un po' in chiusura, volevo ridare la parola appunto a lei, alla luce anche quanto diceva il segretario, proprio per la chiosa finale, insomma, che le portatevi la parola prima con la pubblicità. Sì, intanto leggendo questo messaggio del telespettatore, in parte è vero, in parte no, nel senso che io sono convinto che la Costituzione repubblicana italiana sia una tra le migliori al mondo. È vero però una cosa, che abbiamo pezzi interi della Costituzione attualmente vigente che non sono mai stati applicati. Cioè nel senso che, ad esempio, noi che discutiamo ormai da sempre dell'articolo 39 della Costituzione sulla legislazione che dovrebbe, come dire, dal punto di vista legislativo riconoscere dal punto di vista legale anche la rappresentanza di corpi intermedi, quell'articolo non è mai stato applicato. Che riguarda la rappresentanza vera, e cioè chi rappresenta chi, 40. Per cosa fare, eccetera. Cioè, quindi è un gran bell'articolo che i padri costituenti hanno messo lì proprio perché credevano nei corpi intermedi, cioè quelli che rappresentavano la società nei suoi vari aspetti, e non c'è solo il sindacato dei lavoratori, ci sono i sindacati, come dire, di rappresentanza degli imprenditori, eccetera, ma come dire, quella roba lì è rimasta là e noi è da una vita che chiediamo l'applicazione, quindi è scritta bene, è fatta bene, ci sono dei begli articoli, purtroppo il legislatore successivamente l'ha lasciata, come dire, lì carta ferma. L'ultima cosa sulla riforma costituzionale, non perché ha ragione Daniele quando dice noi non siamo, come dire, i conservatori, poi a parte che mediamente in linea di massima non si capisce perché dovremmo cambiare qualcosa che magari funziona, ma detto a questa che è una considerazione di carattere generale, ma quando si modifica la Costituzione in quella maniera lì e poi si fa il combinato disposto con l'Italicum, Renzi ha voglia di dire che non c'entrano le due cose, perché una legge l'Italicum prevede la composizione del nuovo Senato oltre che della Camera fatta in quella maniera lì, ma sapendo che sul Senato i cittadini non voteranno più, Quindi noi siamo di fronte a una restrizione del perimetro della partecipazione democratica e ci troveremo a votare un consigliere regionale e se lo troveremo, come dire, a fare il senatore, come oggi succede che voti un sindaco e te lo trovi a fare l'assessore provinciale, con doppi incarichi dove francamente è difficile pensare che tutti siano superman in grado di svolgere, come dire, funzioni da sindaco, funzioni da consigliere regionale e funzioni da senatore, perché le materie che dovranno affrontare sono importantissime, vanno affrontate a tempo pieno per davvero. Allora se devo spendere 4 euro li spendo perché mi fai una funzione seria, non perché, come dire, avrai 2 incarichi e a me sottrai il diritto di voto. Questa cosa è inaccettabile. E fa parte delle tante. Allora riprenderemo questo tema senza alcun dubbio, dopo l'estate lo approfondiremo. Noi ringraziamo i segretari che sono stati qui con noi. Che i cittadini, se vogliono, il 25 luglio alle 17:30 assolutamente a Belluno, sulle rive del Piave, vicino al parcheggio dell'Ambioi, possono venire, ascoltare della buona musica, mangiare una buona pasta asciutta, stare in compagnia e noi li accogliamo. Con l'animazione anche per i bambini. Assolutamente, poi ci sono anche degli autobus per i transfer, insomma tutto è organizzato, potete trovare tutte le informazioni che volete informandovi anche presso lo SPI-CGIL, chiamando i numeri telefonici oppure sui siti, naturalmente chi accede a internet. Grazie ai nostri ospiti dello SPI-CGIL, auguriamo anche a loro una buona estate e poi ci aggiornerà su tutto quello che avverrà, ci darete aggiornamenti. Certamente. Forse non ci sarà nulla di nuovo per quel che riguarda il governo, ma staremo a vedere. A voi anche
anche per noi questa è l'ultima puntata in diretta prima della sospensione del periodo estivo, durante il quale gli appuntamenti continuano, perché vi ripresenteremo tutte le nostre puntate e le più interessanti, e naturalmente continueremo gli appuntamenti dello SPCGL come sempre il venerdì con le nostre repliche, e poi noi ci ritroveremo da metà settembre in poi per riprendere le nostre dirette. Grazie, buon proseguimento e buona estate a tutti.